Credo che i cittadini abbiano il diritto ad essere seriamente informati e noi uomini pubblici dobbiamo garantire una informazione seria e trasparente. Per questa ragione io ho ritenuto di dover oggi immediatamente querelare il settimanale Grandangolo perché si è inventato questo titolo: amministrative, Arnone candidato sottobanco dell'MPA. Per attirare ulteriormente l'attenzione in modo denigratorio, ha anche pubblicato la foto dell'assessore Cinzia Schinelli, in modo da attirare appunto l'attenzione del cittadino lettore su questa informazione assolutamente falsa. Arnone non va a accordi sotto banco. Non perdo tempo neanche a mettere in rilievo la finezza del giornale, questo sputati non c'è necessità di chiarire a chi è rivolto, ognuno di noi lo comprende. Ma detto questo, io voglio rivolgere un invito a Piero Luparello a fare esattamente come faccio io, cioè a garantire al cittadino l'informazione corretta e trasparente sui fatti politici. Qui abbiamo un sito che è molto ben informato, che dà una notizia. Il sito è Sicilia 24 di Lelio Castaldo, l'articolo è di Lelio Castaldo, che non soltanto è un giornalista solitamente molto ben informato nei suoi scoop della politica, ma è anche una persona amica di Piero Luparello, molto ben informata su Luparello. Castaldo ha pubblicato la notizia, che già ha oltre 5.000 contatti, credo che sia il record assoluto di questi anni, che Alfano starebbe brigando per candidare col partito di Berlusconi Piero Luparello. Viene messo da canto Totò Pennica, che si era proposto come candidato del centrodestra coerentemente con la sua storia. Questo è l'articolo è molto puntuale e devo dire che il contenuto dell'articolo di Lelio Castaldo è riscontrato anche da affermazioni trasparenti rese da un politico che normalmente parla il linguaggio della sincerità, apprezzato come persona assolutamente per bene, il deputato nazionale di Berlusconi, Enzo Fontana. Fontana ha dichiarato che il loro partito guarda con molta attenzione alle proposte di candidatura che vengono fuori da pseudo associazioni, io le chiamo così, come Societas e Epolis, e a quanto pare Epolis e Societas coltivano un rapporto privilegiato con Piero Luparello per consegnare la candidatura di Luparello ad Alfano, infiocchettata al fine di prendere come dire, in giro gli agrigentini come una candidatura che viene da queste associazioni. Io chiedo a Luparello di fare uno sforzo di sincerità, gli agrigentini lo meritano, anche perché Luparello qualche, diciamo, passaggio non propriamente felice in termini di coerenza ce l'ha. Luparello è quel signore che si dimise da vice sindaco di Zambuto nel febbraio del 2008, nell'aprile era accanto a Totò Cuffaro a far campagna elettorale per il centrodestra di Berlusconi e un mese dopo, a maggio, era a far campagna elettorale per il Partito Democratico. Quindi questi svolazzi li ha nella sua storia. Ora io chiedo a Luparello di smentire o confermare quello che dice Sicilia Online, cioè se è vero o meno che lui in questi giorni, Piero Luparello, ha avuto frequenti incontri con gli uomini stretti di Alfano, con lo stesso Alfano, con gli uomini e le donne di Epolis, con gli uomini del centrodestra agrigentino.